E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora l'Europa, nel senso anzitutto dell'unità europea, non esiste, al massimo è uno schermo dietro al quale si cela, udite udite, l'asse franco-tedesco. Voi direte, vabbè, bella scoperta, noi ascoltatori di Radio Libertà lo sappiamo da qualche lustro che è questo, no? Il grande illusionismo delle istituzioni europee. E però diventa una notizia se a proclamarlo è il cancelliere tedesco Friedrich Merz, tra l'altro un giorno dopo la visita di Mattarella al Bundestag, dove il Presidente della Repubblica ha speso parole alte, nobili, la retorica nel senso anche migliore sull'amicizia tra i popoli europei. Merz dal palco dell'evento economico della, qui la pronuncia è difficile, Süddeutsche Zeitung, che è uno dei giornali principali tedeschi, si pubblica a Monaco, di orientamento diciamo progressista, molto autorevole. Ebbene, il cancelliere ospite alla festa di questo importante giornale tedesco si è a lungo intrattenuto sulla sua visione d'Europa, che potremmo concentrare però in un virgolettato tranchant. Per me l'Europa è prima di tutto Germania e Francia, e qui potremmo chiudere la baracca della retorica alimentata sempre in questi lustri dagli eurolirici, dagli aedi delle istituzioni continentali, che sarebbero, par di capire a una prima interpretazione della frase di Merz, una proiezione della volontà di potenza delle due ormai ex potenze continentali, soprattutto se guardiamo a certi fondamentali economici odierni di Francia e Germania. Comunque lui lo dice chiaramente, prima ci sono Francia e Germania, no? Il resto, come dire, sono ammenicoli formali. Oppure si potrebbe pensare che l'attuale cancelliere tedesco ha un surplus di lucidità rispetto per esempio alla stagione di Angela Merkel, e si rende conto che anche, forse a maggior ragione nella complessità contemporanea, dove è stata destrutturata la globalizzazione, o meglio la sua versione ideologica, il globalismo, e dove le istituzioni disincarnate dai popoli dimostrano tutta la loro inefficacia, gli stati-nazione con tutti i loro limiti, ma sono e tornano protagonisti dello scenario. Scegliete voi, o l'Europa è a monte, un paravento per l'asse franco-tedesco, interpretazione 1, oppure l'Europa oggi è anacronistica perché tornano i protagonisti gli stati-nazione. Quello che è sicuro è che Merz fa piazza pulita della retorica eurolirica che il suo paese ha alimentato negli ultimi appunto lustri. Tra l'altro esprime attualmente il suo paese, la Presidente della Commissione Europea, fra Ursula von der Leyen, che questa retorica continua a sottoporcela. Ecco, Merz l'ha annichilita. Tra l'altro ha anche ricordato in un altro momento di questo suo intervento: volevamo uno spazio aperto di libertà e giustizia, invece è diventato un'autentica mostruosità burocratica. Beh, benvenuto signor cancelliere, verrebbe da dire, una presa d'atto lodevole nel 2025, bastava leggere un discorso di Margaret Thatcher del 1988 a Bruges per capire che il progetto di centralizzazione dirigista di un leviatano che con sede a Bruxelles determinasse le politiche dei continenti fosse appunto una mostruosità burocratica, come oggi 2025 dice Merz. Invece di favorire la libertà, sempre parole del cancelliere, le libertà vengono sempre più limitate. Anche qui, benvenuto, sì, è l'ottica dell'Eurosoviet che anche il suo paese, soprattutto il suo paese, ha costruito. Comunque oggi Merz ci dice che l'Europa non esiste, dal suo punto di vista esiste il suo, anzitutto il suo paese, l'asse prioritario con la Francia. Benissimo, benissimo, liberi tutti, ci si regoli tutti di conseguenza. Grazie a tutti, a domattina.